The Last Dance per coronare una stagione al comando, basta non perdere per festeggiare. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Centro Universitario Sportivo di Palermo e CUS Palermo TF, 26esima e ultima giornata del girone A del campionato Under 17 siciliano di questo campionato, con la partita del CUS. Pallone respinto con il pugno da Sistori. Randazzo sale, si ferma con la finta, il passaggio con il sinistro, spara la porta, il pallone viene allungato e lasciato lì a Fontana, cross in mezzo, colpo di testa lento, finisce fuori, battuta corta, sul rientro verso l'interno da parte di Rosato, sulla traversa il pallone è ancora vivo, però scambia a centrocampo, cercato Rosato, l'arbitro dice non è fuori gioco. Rosato, cross dentro, pallone addosso a Gatto che cerca di rispondere, poi il tentativo con la parata di Sistori, ci ha voluto provare Tripoli, si affida però all'arrivo di Tamaio, lanciato Caminita, esce lo Galbo che risponde col piede, ripropone da Rosato, esce Sistori, non la prende però, Rosato porta vuota sull'esterno della rete. 200, rimessa lunga verso Caminita, se la sistema molto bene, ce l'ha sul destro Caminita, sullo Galbo. Si è dispiaciuto molto, CUS avanti, Rosato aggancio, ce l'ha sul sinistro, trattenuto fino alla fine però da Gatto, mette comunque dentro Messina, il gol del CUS Palermo, la rete di Leonardo Messina. Si va dietro, si continua anche grazie a un rimpallo, secondo palo colpito in legno. Prolungamento di destra e c'è il colpo di Rosato. Niente da fare per Ruvolo, vicino al gol, pallone conquistato da Chiarello, il sinistro, pallone che sorvola la traversa. Sta stretto al CUS per tutti i palloni che sta tenendo, Chiarello da fuori. Chiarello, Ruffino in mezzo, c'è il tiro di Chiarello a beffare Sistori, 2-0 per il CUS Palermo, era nell'aria il gol di Chiarello. Pallone allontanato dal CUS Palermo, piazza Doncor, sale la squadra di casa, ancora Doncor, pallone lungo la fascia, cross in mezzo, Doncor, il tiro 3-0 di Michael Doncor che si è fatto tantissimi metri e infatti adesso i ritmi sembrano essere più sciolti per la squadra di casa. Ruffino lento, finisce sul fondo, spensierata la squadra di Costanzo, parte il pallone in mezzo proprio verso il centro sinistro, al volo sul palo da parte di Piazza, con un largo divario questo match. Ruffino, pallone recuperato con i piedi, Sistori, ancora Ruvolo, scivolata, mantiene in campo ancora Doncor, lascia dietro, tiro in porta che entra con Teresi, il gol del 4-0 del CUS Palermo con Salvatore Teresi. Teresi regala tutto, di fatto 200, salgono in due a destra della TF, 200 sul sinistro, entra in area, ancora 200, scivolata a fermarlo, no, il tocco di Lo Galbo in calcio d'angolo, nuova possibilità con Ruvolo che sale sempre di più, 3 contro 3, Ruvolo rientra, Ruvolo, gol di Ruvolo, sua azione personale, la rete del 5-0, ci sarà presumibilmente il minimo in più da giocare, punizione quasi a segnare dal punto di battuta. Chiarello è quello dell'Iccarense domani in casa dell'Accademia Trapani per conservare almeno il 10° posto. Servizio e mezzo, sinistro di prima, pallone in rete, si aggiunge Ruffino a questa festa.
di questo pomeriggio. Tiro da centrocampo, ma è ufficiale il 6-0, ma soprattutto la vittoria del campionato Under 17 siciliano, il girone A, vinto dal CUS Palermo, battuta la ATF 6-0.